Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Cristo risorto siano con tutti voi. Il coro, cantando Cristo risusciti, ha dato avvio a questa celebrazione pasquale, nel cuore della quale è mancato un fratello e un padre, il Papa Francesco. Noi siamo qui come Chiesa diocesana di Vittorio Veneto a farne memoria grata, pregando per lui, grati per la testimonianza di amore all'uomo e alla Chiesa. Siamo collegati con Radio Palazzo Carli e la Tenda TV trasmette le immagini di questa celebrazione. Siamo onorati anche della presenza del sindaco e del prefetto di Treviso. Come Papa Francesco diceva, la cosa più bella, più naturale è riconoscere che siamo bisognosi del perdono. Al Signore chiediamo il perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che mediante la liturgia pasquale che celebriamo nel tempo possiamo giungere alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore Rendete grazie al Signore, invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, a Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore, la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Isca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Di chi cerca il Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai che cosa vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo
che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, fissando lo sguardo su di lui il paralitico che chiedeva l'elemosina, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. E aggiunse: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò, e quello balzato in piedi si mise a camminare. Gli apostoli non hanno né oro né argento, hanno Gesù. Questo sanno dare. Questo ha donato Francesco, Gesù. E con lui l'amore, l'attenzione ai piccoli, il senso e la gioia di vivere, la speranza. Francesco stesso ha incarnato Gesù, ne era immagine viva, così viva da stupire, da scioccare e talvolta anche da inquietare. Gesti, parole, linguaggio da lui continuamente ricreati
per dire in 1000 modi un'unica cosa: Dio è amore. Dio ti ama con amore di misericordia. Il suo amore non si ferma di fronte al tuo peccato. E ci teneva a dirlo. Nessuno, proprio nessuno, è escluso da questo amore. Stupenda l'ultima omelia di Francesco nel giorno di Pasqua. In essa egli rivela tutta la sua passione per Gesù, cuore della sua esistenza, oggetto della sua costante ricerca. Nell'omelia Francesco fa uno strano invito. Invita a correre come la Maddalena, Pietro e Giovanni che corrono alla ricerca di Gesù. Cristo è risorto, è vivo, dice. Egli non è rimasto prigioniero della morte, non è più avvolto nel sudario e dunque non si può rinchiuderlo in una bella storia da raccontare. Non si può fare di lui un eroe del passato o pensarlo come una statua sistemata nella sala di museo. Al contrario, bisogna cercarlo e per questo non possiamo stare fermi. Dobbiamo metterci in movimento, uscire per cercarlo. Cercarlo nella vita, cercarlo nel volto dei fratelli, cercarlo nel quotidiano, cercarlo ovunque tranne che in quel sepolcro, perché egli è presente ovunque, dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino, nelle situazioni più anonime e imprevedibili della nostra vita. Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d'amore di ciascuno di noi. Cristo vive. Egli è la nostra speranza, la più bella giovinezza di questo mondo. Questo era stato il messaggio lasciato ai giovani da Francesco al termine del sinodo a loro dedicato. Nella stessa omelia di Pasqua, Francesco riprende il tema di Cristo, nostra speranza. Le sue parole rivelano chiaramente la propria personale situazione di uomo ferito e fragile. Cristo è la nostra speranza, dice. Lui è la speranza più grande della nostra vita. Possiamo vivere questa esistenza povera, fragile e ferita aggrappati a Cristo, perché Lui ha vinto la morte, vince le nostre oscurità e vincerà le tenebre del mondo per farci vivere con Lui nella gioia per sempre. È un forte messaggio pasquale e ci fa bene ascoltarlo. Ci fa bene lasciarci raggiungere dalla parola di speranza dentro le nostre debolezze e fatiche quotidiane. Cristo risorto apre la nostra vita alla speranza. Speranza che per Francesco ora si è tramutata in visione, in incontro, in godimento per sempre. A riattivare la speranza del cammino nel cuore dei 2 discepoli di Emmaus ci pensa Gesù e lo fa col suo stile. Si affianca, ascolta, fa domande, discute con loro, apre loro gli occhi, si fa riconoscere nello spezzare il pane. Come non vedere in questa pagina di Vangelo lo stile educativo di Gesù così ben assimilato da Papa Francesco? Francesco si è affiancato da ogni tipo di persona. A lui interessava l'uomo, ogni uomo.
raggiungeva un malato con una telefonata, visitava un amico scappando dal Vaticano, ospitava a Santa Marta credenti atei, sapeva scoprire in ogni persona tratti di bene, facendo intravedere la possibilità di un bene ancora maggiore. Francesco ascoltava, interrogava, diceva la sua anche con forza. Ai discepoli smarriti e confusi Gesù disse: non sapevate che il Cristo doveva morire per poi risorgere il terzo giorno? Non sapevate che? Quante volte e su quanti argomenti Francesco è intervenuto con forza, partendo da una lettura attenta della realtà del mondo e illuminandola con la luce del Vangelo. Non sapete che? Inquietava la radicalità della sua lettura e la passione con cui la esponeva. Soprattutto noi occidentali ed europei, che godiamo di un perdurante benessere materiale, ci siamo sentiti spesso sferzati dalle sue parole e talvolta portati a respingerle, perché avvertite come esagerate, estemporanee, fuori contesto. Eppure è realtà il grido dei poveri del mondo, è realtà la tendenza a creare sempre più scarti, è drammatica realtà il respingimento dei migranti, è realtà la guerra a pezzi, è realtà il dolore di tante persone e famiglie ferite, è realtà anche la ferita del creato. Di tutte queste realtà e di altre ancora, Francesco si è fatto carico, rileggendole alla luce della proposta di Gesù, quella cioè di un mondo in cui tutti sono fratelli, figli dello stesso Padre. Siamo grati a Francesco perché ci ha permesso di non chiudere gli occhi sulla realtà del mondo e di un mondo in forte cambiamento e a rischio di deriva. Lo riconobbero nello spezzare il pane, non tanto nel gesto liturgico da Francesco sempre celebrato con molta sobrietà, quanto con la sua stessa persona e stile di vita. Il Papa Francesco è diventato pane spezzato. Si è dato tutto a tutti, fino in fondo. Ne sono stati segno evidente gli ultimi giorni della sua vita. Ha voluto esserci a tutti i costi, in mezzo al suo popolo, per salutare, per guardare, per ispirare, per commuovere e soprattutto per benedire. Eloquente la scena di fare visita ai carcerati il Venerdì Santo. E poi se ne va così, a sorpresa, l'indomani della Pasqua, alle 7:35 del mattino, un po' come Gesù che, compiuto il gesto dello spezzare il pane, sparisce allo sguardo dei suoi amici. Ti ringraziamo, Francesco. Ti ringraziamo perché il giorno di Pasqua, poco prima di lasciarci definitivamente, ci hai voluto salutare e benedire. Con grande fatica e con parole flebili, quasi impercettibili, ci hai benedetto. Hai invocato su di noi l'amore di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito. L'hai invocato su ciascuno di noi e sul mondo intero. Ancora una volta hai invocato la pace. Caro Francesco, noi non siamo preoccupati
per la tua assenza qui in terra. Sappiamo che ci sei altrove. La tua testimonianza di amore, la tua parola, la tua gioia, i tuoi scritti rimangono con noi. La nostra Chiesa vittoriese ha cercato di camminare con te, si è lasciata ispirare da te e dal tuo magistero. Evangeli Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti, Christus Vivit, sono stati per noi testi di riferimento. Abbiamo accolto il tuo invito alla sinodalità. Continueremo a seguire il cammino da te tracciato. Per ora però, in questo momento di preghiera, vogliamo semplicemente accogliere con fede le tue ultime parole nell'omelia pasquale. Sorelle, fratelli, nello stupore della fede pasquale, portando nel cuore ogni attesa di pace e di liberazione, possiamo dire: con te, o Signore, tutto è nuovo, con te tutto ricomincia. Nella risurrezione di Cristo la potenza dello Spirito ci ha resi popolo santo di Dio. Innalziamo la nostra preghiera perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, riconosca con gratitudine di essere la comunità pasquale generata da Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, aspersi dal sangue e dall'acqua che scaturiscono dal fianco di Cristo, rinnovino la grazia della loro nascita nello Spirito. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il tuo servo e nostro Papa Francesco, Dio Padre di misericordia, accoglilo nella Gerusalemme del cielo e concedigli di contemplare in eterno il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il Santo Padre Francesco, Pastore eterno, concedigli la gioia di contemplare in eterno il tuo volto e donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il Vescovo eletto, Monsignor Riccardo, nella nostra Chiesa sia missionario della gioia che viene dal Signore e annunci senza sosta Dio che è ricco di misericordia con ogni uomo. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti,
sappiamo diffondere attorno a noi, con la testimonianza e l'esempio, il lieto annuncio che in Cristo siamo divenuti un suo popolo, chiamato a camminare su vie di libertà e di pace. Preghiamo. O Dio, pastore eterno delle anime, volgi lo sguardo al popolo che ti supplica e concedi al tuo servo, il Papa Francesco, che ha presieduto nella carità la tua Chiesa, di condividere con il gregge a lui affidato la ricompensa promessa ai fedeli ministri del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio della nostra redenzione e nella tua misericordia opera in noi la salvezza del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questi giorni in cui Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. L'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello e padre Francesco, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo e per la consacrazione episcopale lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli tutti, ci ha ripetuto molte volte, con grande insistenza, Papa Francesco. Che bello se ci prendiamo l'impegno di ricordare questo messaggio, questa vocazione nel cuore della Messa,
quando recitiamo il Padre nostro, che ci dice: siete tutti fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Dio nostro Padre, questa partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio ci liberi dai fermenti dell'antico peccato e ci trasformi in creature nuove per Cristo nostro Signore. Ringraziamo Don Martino per aver presieduto questa Eucaristia e per l'intensità delle parole che ci ha offerto nell'omelia. Ringraziamo anche la cappella musicale Monsignor Giovanni della Giustina. Papa Francesco spesso usava questo adagio: lo Spirito Santo è armonia. Ci avete aiutato ad accogliere lo Spirito in comunione proprio con Papa Francesco. Annunciamo che venerdì sera 25 aprile alle ore 20 presso la chiesa di Madonna delle Grazie di Conegliano, Visitazione della Beata Vergine Maria, c'è un momento di preghiera ancora alla vigilia del funerale di sabato. Lo faremo lì alle 20 recitando il Santo Rosario. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate con gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia.